Guardate qua che meraviglia. Ma buongiorno a tutti amici amiche bikers e benvenuti in questo nuovo video. Iscrivetevi al canale se ancora non vi siete iscritti, attivate la campanella, mi raccomando, date anche like al video che non fa mai male e seguitemi anche nella chat Telegram se volete scambiare 4 chiacchiere in compagnia. Chat libera, si parla, cazzeggia, appassionati di motori e via. Vi do il buongiorno dalle campagne slovene, guardate qua. Un clima quasi da Silent Hill, oggi molto foschia, sono le 9:30, anzi quasi ormai 10 del mattino, consegnati i bambini, caffettino e craffen da mia moglie a San Pietro Natisone, adesso via, abbiamo fatto già la strada bellissima verso Caporetto con delle curve fantastiche e visto che abbiamo poche ore oggi ho detto no, facciamoci il passo Tanamea che quest'anno ancora non l'ho fatto. È uno di quei passi sempre belli da fare, l'ho già portato sul canale, quindi dietro casa, veloce, indolore, però almeno tiriamo fuori la tigerona, poverina, che se no adesso arriva l'inverno, si esce molto di meno, quindi approfittiamo. Il sole ci sarebbe, però un po' nascosto. Se si potesse avere il sole, se si potesse. Oggi niente pieno, uno perché non c'è mia moglie che paga, perché di solito faccio il pieno a Caporetto solo se paga mia moglie. No, non è vero, non è vero. 2 perché la Tegherona è piena, è full, quindi non urge, non manca neanche un'attacca. Ma che foschia, che peccato, guardate qua. Il santuario ai caduti, il monumento ai caduti della guerra di Caporetto, dovete visitarlo assolutamente, ci ho fatto un video a riguardo, se non l'avete visto ve lo lascio qui in alto a destra. Adesso godiamoci un po' di curvette verso Bovet di est. Si è aperto un po' il panorama, per fortuna, sempre bello questo pezzo. Si aprono le montagne slovene, che meraviglia, che spettacolo, imponenti, sempre bellissime. Slovenia, tanta roba signori. Usaligno si sveglia, beve il caffè, mette il piede fuori di casa ed è già in Slovenia, pensate che fortuna. Che strade ragazzi, Slovenia, parco giochi per noi motociclisti, spettacolo. Guardate qua che montagne, che robe, che robe. E si va, sinistra, destra, sinistra, destra. La Mirabilandia dei motociclisti, risveglio muscolare, ma comunque che bello è questo periodo autunnale per girare in moto ragazzi, poco traffico, temperature perfette, basta vestirsi un attimino di più e si sta da Dio, da Dio. Che poi ragazzi questa è la prima volta che lo faccio al contrario, io di solito facevo sempre l'andata per il lato italiano, anche per cambiare, no? Ogni tanto fare un itinerario alternativo. No vabbè, ma che è qua? No ma che è qua? Scooby-Doo? Scooby-Doo! Ciao Scooby-Doo! Spettacolo! Vabbè, questa non mi era mai capitata, Scooby-Doo sloveno, attenzione! È venuto a bersi un Alasco e adesso tutto mezzo contento, fa attraversare i bambini sulle strisce. Qua, deviazione Ucea, iniziano le curve, passo Tanamea, goduriose. Foliage autunnale, foliage. Mamma mia, guardate qua. Che poesia signori.
Guardate qua che meraviglia, mamma mia, Slovenia in autunno, che meraviglia. Guardate le montagne slovene, la magia dell'autunno veramente ti mette una pace di sensi. Forse è la stagione più bella per andare in moto, eh? Bene, eccoci qua, siamo in Italia. In Italia, guardate qua, che meraviglia, pazzesca. Cartolina della Slovenia. Qua ci sta una dronatina, Viene fatta una dronatina che su questo ponte, la morte sua, bellissimo. Adesso inizia, diciamo, il tratto un po' più stretto, però molto bello anche il lato italiano del Passo Tanamea, stupendo. Zigzag stretto, che meraviglia Passo Tanamea, signori, non c'è nessuno. Oh, che relax, che pace, tanta roba. Questo è grosso, vabbè, buongiorno, piano, bellissimo questo tratto. Adesso siete proprio immersi nel bosco, guardate che colori, che roba, pazzesco. Ovviamente anche qua Passo Tanamea c'è molta storia della Grande Guerra, trincee, c'è molto da scoprire, camminate, ne avete qua ragazzi se avete tempo. Qua addirittura c'era una vecchia locanda, una vecchia trattoria, avevo letto su qualche gruppo friulano, che era molto rinomata e purtroppo ovviamente ha chiuso, però sì, so che era un bel punto di ristoro qua. Se questi boschi e queste montagne potessero parlare, guardate qua, mamma mia. Bene, cambio batterie qui al Pian dei Ciclamini. Welcome Bikers, parla da solo. Rifugio Pian dei Ciclamini, bellissimo. Partono diverse camminate da qua e si mangia molto bene, ve lo consiglio. Se passate per il Passo Tanamea, qua dovete fermarvi a pranzare, molto consigliato. Top. Bene, bellissime curvette qua sul Tanamea. Abbiamo messo l'adesivo, però ero senza batteria, quindi non l'ho ripreso. Finalmente è timbrato anche Passo Tanamea con l'adesivo Fuserigno. Guardate qua, silenzio, pace assoluta, che meraviglia. Questa valle è spettacolare, signori, stupenda. Adesso ripartiamo, che ci finiamo il lato italiano. Guardate qua, poi ragazzi vi svegliate magari con questo panorama, questo paesaggio, che spettacolo, che spettacolo. Riprendiamo le nostre curvette goduriose del Passo Tanamea, che anche dal lato italiano non scherzano, signori, fanno godere. Che curvette anche dal lato italiano, signori. E poi la figata che è un passo poco trafficato, poco, non dico conosciuto, ma un po' snobbato, perché comunque non è tanto
molto alto di quota. Secondo me merita veramente tanto farlo. È uno di quei passi che non stancano mai, bellissimo, dall'inizio alla fine. Qui adesso si apre un pezzo bellissimo. Torrente Torre! Meraviglia! Questo pezzo che si apre, bellissimo, lo adoro. Di solito appunto lo faccio arrivando al Passo Panamea, mi fa impazzire. Ah, che pace, sole, si sta da Dio, traffico zero, curve bellissime, panorami mozzafiato. E anche oggi Fuserigno vi ha fatto godere nel suo Friuli, Che robette, che robette. Da Valtorre salutiamo questa fantastica valle, bellissima. Guardate qua col fiume che vi scorre accanto, vi accompagna da queste curve meravigliose. Che meraviglia, anche oggi abbiamo dato gas in sicurezza come sempre, senza esagerare. Bene ragazzi, dai, siamo ormai arrivati a Tarcinto, adesso io me ne faccio ritorno a casa che c'è la moglie e i bimbi che mi aspettano per un pomeriggio entusiasmante in loro compagnia. Vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia piaciuto. Passo Panamea è sempre una garanzia, fatelo se siete in zona, non l'avete mai fatto o insomma è raggiungibile, mettetevelo nella vostra lista. Vi invito come sempre, se volete, entrare nella chat Telegram a fare due chiacchiere con appassionati di motori come voi, a scambiarci qualche idea, qualche giro. Vi invito sempre a iscrivervi al canale, mi raccomando, attivare la campanella, dare hype ai video che fa sempre bene. E dal vostro Fuserigno come sempre, buona strada, ciao!